in collaborazione con In questa puntata un giro in Alto Adige, ci saranno loro, le grigie, che producono ottimo latte e ottimi formaggi, quindi vi racconteremo di questo, però prima ci sarà anche una sorpresa, una vista dall'alto, voleremo in mongolfiera. La cinta senese è un suino che dal 2012 ha la dimensione di origine protetta. Ci occuperemo di questa filiera interamente biologica, dove comunque viene valorizzata la carne anche dal punto di vista, diciamo, della trasformazione. L'allevamento è un allevamento appunto che è nel territorio toscano, ma con una trasformazione che viene fatta anche nell'Alto Appennino bolognese. Siamo in Valpusteria, a pochi chilometri da Dobbiaco, conosciuta anche come la Porta delle Dolomiti, comune delle Tre Cime, con anche una particolare orografica, a parte il freddo. Devo dire, stamattina erano meno 17, adesso che è uscito il sole saremo circa meno 12, comunque si sente, però è asciuttissimo, la neve non è tanta, lo vedete, ma quest'anno va così. E dicevo, terra di confine, questa con una particolarità, perché a est del paese, a San Candido, pensate, nasce la Drava, il fiume Drava. Qui è ancora un ruscello, però è un fiume che confluisce nel Danubio e con i suoi 749 chilometri è il fiume più lungo che nasce in Italia. Qui è solamente una sorgente, farà tanta strada, però appunto questo è il bacino orografico del Mar Nero, quindi non sfocia nel Mediterraneo. Curiosità geografiche a parte, questa settimana in questa puntata parleremo ovviamente anche di agricoltura, andremo in stalla, visiteremo un caseificio, però prima di tutto una cosa particolarissima e sarà un'esperienza indimenticabile, un volo in mongolfiera, perché questi a Dobbiaco sono i giorni del Dolomiti Balloon Festival e allora il pallone alle nostre spalle si sta gonfiando, dopodiché saliamo a bordo e voliamo. Il colpo d'occhio è spettacolare ed è emozionante. Nei momenti in cui non si dà il gas c'è un silenzio incredibile. Ivano Vastano è il nostro pilota. Ivano Vastano, allora, raccontaci tutto di come funziona questo mezzo di locomozione che ha tanta storia alle spalle. Sì, i primi voli li hanno fatti nel 1783, semplicemente scaldiamo l'aria e l'aria è più leggera. L'aria interna del pallone è più leggera dell'aria esterna e galleggiamo e andiamo in salita. Ecco, in salita fino a quanto? Con questa mongolfiera ho volato a circa 6.000 metri. Oggi faremo un volo più basso, cercheremo di rimanere nella valle, ma come vedete le altre mongolfiere che sono partite un'oretta fa sono già quasi oltre le tre cime di Lavaredo e atterreranno giù in pianura verso o Treviso, Pordenone o... Questo atterreranno in pianura o Treviso o Pordenone è perché il pilota al momento in cui sta volando non sa esattamente dove atterrerà, oppure
si va dove si porta il vento. Allora, esatto, ci andremo dove ci porta il vento e bastano pochi gradi di differenza, anche 10 gradi di differenza da qui alla pianura che cambia a 50 km il punto di arrivo. E quindi insomma fa proprio la differenza. Prego. Ecco, ma il vento in quota, che temperatura? Per esempio oggi, noi adesso a che velocità stiamo andando? Adesso stiamo andando ad una velocità di 7 nodi, circa meno di 12 km orari, meno di 14 km orari, e in quota gli altri ragazzi stanno andando a quasi più di 100 km orari. Sono veramente tanti ed è, no, non è il massimo perché il vento non sappiamo a che velocità può arrivare. Io qua ho volato con mio figlio a 180 km orari e siamo arrivati giù in pianura. In fretta anche, in fretta. Ma qual è la sensazione a volare a 100 o 180? Non si sente la differenza, è uguale adesso, non sentiamo il vento in faccia, siamo in un flusso d'aria che si muove a quella velocità e siamo all'interno di questo flusso. E quindi noi non percepiamo assolutamente nulla. Qual è il momento più delicato in mongolfiera? Il momento in cui si deve alzare, il momento in cui si deve atterrare? Il momento dell'atterraggio è il momento più delicato perché non avendo il timone, dobbiamo sfruttare le correnti e cercare il campo che abbiamo deciso che sarà il nostro target finale. Ma voi come lo preparate un volo? Vi studiate le correnti prima? La sera prima sì, studiamo i venti, come questa mattina. Ieri siamo partiti da Dobbiaco, invece oggi siamo partiti da Monguelfo perché abbiamo visto che i venti ci spingono verso Dobbiaco. E niente, studiando le direzioni dei venti alle svariate quote riusciamo ad andare dove desideriamo senza avere il timone. Bene, allora buon viaggio, buon volo e noi ce la godiamo tutta. Grazie e buon volo a voi. Siamo atterrati, è stato bellissimo, un'esperienza incredibile, un brindisi ci sta. E allora per salutarci con il presidente del Dolomiti Balloon Festival, Alexander Strobl, per me era la prima volta ed è stata veramente un'esperienza incredibile. Abbiamo scoperto sulle mongolfiere un mondo particolare. Ma qui a Dobbiaco, voi da quanto tempo organizzate questo evento? Ma siamo partiti nel 2003, cioè questa è la 23esima edizione. Siamo partiti con 7 mongolfiere e ogni anno cresce la partecipazione. Quest'anno quante sono? Abbiamo 18 più 15. Noi abbiamo fatto un giretto di un'ora, c'è chi è partito e sta arrivando in Croazia adesso. Sì, sono appena in volo, stanno attraversando il mare e adesso vediamo dove atterrano. E queste giornate qui a Dobbiaco come sono andate? Soddisfatti? Una più bella dell'altra, c'è proprio il tempo, lo vedete. Quello che a noi fa problemi è il meteo, cioè perché noi siamo partiti già dal primo 2 di gennaio e hanno detto ah no ma il 2-3 nevica, questo 2-3 nevica, si è spostato da giorno in giorno, anche domani dicono nevica, noi stiamo aspettando, invece c'è una giornata più bella dell'altra. Non lo dica a quelli delle piste, degli impianti di risalita, No, però. quelli sono bravissimi perché sanno sparare col freddo, cioè, l'altro giorno sono andato a sciare, le piste erano perfette. Qualche ora fa abbiamo volato con un sole stupendo. Abbiamo volato! Ebbene sì, stamattina abbiamo volato con un sole stupendo, adesso forse non ricado come ho fatto prima, il meteo è cambiato però l'abbiamo trovata. E lei? La Drava, queste sono le sorgenti della Drava, abbiamo fatto circa 1 chilometro e mezzo a piedi e la temperatura si è alzata e come vedete sta nevicando. Però da qui, da San Candido, perché nasce San Candido, io vi saluto, una breve pausa, noi ci riavviamo sotto la neve e ci ritroviamo in finale di puntata, sempre dall'Alto Adige, però dalla Val Badia.